Eccoci rientrati in studio di sabato pomeriggio con Massimo Bomba, che è irriverente. Vabbè. Ti piace? Non lo so, non lo so se mi piace. Io però una cosa so, che purtroppo non so fingere, non riesco a fare una cosa che non sento di farla, che mi crea un sacco di problemi, proprio per questo studio dei simboli e dei segni, anzi che appunto perché praticamente talmente li ho studiati, sti simboli, sti segni, ci ho dato la testa contro, che ho imparato a giudicare solo empaticamente, solo da un punto di vista emotivo e percettivo. No? Ti fai condizionare? No, oramai è partita la brocca completa. Io non ragiono più perché la parte razionale secondo me serve a molto poco. Quindi cerco solo di intuire, cerco solo di percepire, perché è un messaggio molto più giusto, anche esatto. Non a caso noi diciamo sempre che dobbiamo fare le cose con la pancia, no? Con quello che sentiamo, perché lì indoviniamo. Perché a noi purtroppo... Quindi distinto. Esatto, il famoso sesto senso. E quando l'istinto dice sempre, io sono una molto istintiva, ma più delle volte... Perché tu hai la luna in Scorpione, come me tra l'altro. Questa luna deve essere distratta, perché distinto faccio le cose, poi magari non è proprio così. Però vabbè, non è così, perché poi tutto ci fa... perché praticamente ci impongono. Certo. No, ci impongono. Noi, difatti, se tu vedi i bambini o gli animali, loro non sbagliano mai. Se tu vuoi vedere una persona buona, vuoi capire chi è una persona profondamente buona, tu la metti in una stanza con un sacco di gente, poi ci schiaffi un bambino e un cane. Tu vai sicura che quel bambino e quel cane andranno dalla persona più buona che è in quella stanza. Ma che meraviglia, che cosa bella. Perché? No, facciamo un ragionamento scientifico. Non lo dico perché succede spessissimo alla Piero soprattutto Angela. Con i bambini, devo dire. No, anche facciamo il ragionamento alla Piero Angela che non... Ci possiamo fare, Alex, ci puoi fare un po' di musica alla Piero Angela? No, alla Piero Angela che non condivideva questi argomenti. Invece, secondo me, questo esperimento, a parte che questo esperimento è stato fatto, perché? Perché sia il cane che il bambino, che non è stato ancora rovinato da tutta questa educazione che riceviamo, prima dai genitori, non fare questo, non fare quello, non fare quello, poi a scuola società, non fare questo, certo. Poi dalla società non fare questo, non fare quello, il bambino che è libero e che ha dei canali percettivi perfetti, e il cane che invece appunto per sua fortuna non deve subire i condizionamenti della società ma del suo padrone, vanno subito dalla persona migliore che c'è in quel momento, perché sta parlando qualcosa che non si vede ma c'è, perché è una percezione. Il segno più istintivo qual è? Allora, ecco, questa è una bella domanda, perché possiamo entrare nell'argomento... Nell'argomento, no, i segni della percezione sono i segni d'acqua, sono il cancro, i pesci e lo scorpione, perché sono i segni delle persone che hanno anche, diciamo, spesso il dono della chiaroveggenza. E qui veramente è una cosa molto interessante questa cosa, perché appunto sono questo codice che ci è stato tramandato dall'antichità ci dà informazioni. Io dico sempre alle persone che mi dicono ah, che bella immagine, ah sì, l'acqua, i fiori, no, stai sereno che non c'è niente di poetico, queste sono informazioni estremamente precise e matematiche. Serie. Sì, no, non so se definire, ma la stessa matematica poi è fatta in un certo modo, certo. Ma sono cose strutturate nei millenni fino ai giorni nostri, e ci aiutano, ci danno delle indicazioni, capito? Quando noi abbiamo una sensazione la dobbiamo ascoltare, perché ci stanno informando. E io adesso ho una sensazione, ho un impulso di dire che secondo me, noi siamo solo alla seconda puntata, secondo me dovremmo dire a chi ci ascolta da casa se vuole sapere qualcosa di specifico da te, perché secondo me tu ti illumini quando sei in qualche modo interrogato. Non so se ho detto una possiamo provare a dare delle risposte. Questo numero che è il 342 6275 17 75717, lo ridico, 342 6275 717. Anche questi numeri qua bisognerebbe un attimo ragionarci. Se diamo i numeri all'otto, se diamo i numeri all'otto e ci azzeccano, vogliamo il 10%. No. Potete anche chiedere attraverso questo numero dalla settimana prossima
potete fare una domanda al nostro Massimo. Secondo me si illumina quando qualcuno gli chiede qualcosa. Possiamo provare. Possiamo provare, Comunque così invece, apriamo un certo, altro... Però invece tornando all'interessantissimo discorso della simbologia, anzi questo forse la possiamo dire perché è una bella cosa che interessa a tutti, perché ci sono 4 elementi, l'acqua, la terra, l'aria e il fuoco, perché sono, secondo gli antichi, gli elementi che costituivano l'universo e gli studiosi hanno poi codificato tutto questo ambaradam, che sarebbe questa cosa qui, che poi non è niente. Questa cosa, sapete, non è, sembra turco, sembra un geroglifico, ma non è altro che un disegno grafico del cielo. È la proiezione geometrica del cielo con i pianeti a lunedì, perché diciamo dovevamo calcolare l'oroscopo della settimana. Però questa cosa si fa per qualunque cosa, quando nasce una persona, quando nasce un evento, quando si apre un negozio. Quando nasce un amore, che era il titolo di una canzone. Io ragiono per canzoni. Ecco, anche. Quindi praticamente è un codice di consultazione. Tra l'altro, quando feci la conferenza in Toscana, che c'era l'ambasciatore d'Italia presso... Questa è una cosa che hai fatto da poco? No, fatta da qualche anno. C'era l'ambasciatore Daniele Mancini, un caro amico anche di tanti presenti, che si alzò dopo la conferenza e raccontò un episodio molto interessante e disse che il primo ministro indiano doveva stabilire la riunione di governo e chiese all'astrologo quando poteva essere un momento propizio per fare questa riunione. Cioè qui non stiamo scherzando, cioè, l'India è un paese di 1,5 miliardi di persone e hanno un bel potere economico e culturale. Le cose hanno un loro senso. In Cina il Feng Shui, nessuno si sposa, nessuno apre un negozio, nessuno fa niente se non c'è un'analisi dell'energia. Queste cose stanno venendo fuori adesso. Noi purtroppo ci hanno ammazzato, ci hanno massacrato, è stata colpa di Robespierre, perché ha fatto tagliare la testa a Maria Antonietta con un gesto di grande volgarità. E poi hanno imposto questa mentalità razionale che sta ammazzando tutti quanti. C'è una grande lotta per far riemergere la nostra istintività, la nostra percettività, quella del cane e del bambino, che noi purtroppo abbiamo... La purezza. Perché quando noi siamo a mente libera, a mente serena, poi vedi, noi andiamo ci sono stato pure io a fare l'agopuntura, le terapie, i cristalli, la cromoterapia, l'aromaterapia. Perché? Perché stiamo cercando quel benessere, quella serenità che un'iperrazionalità ci ha tolto. Perché forse siamo talmente avanti e talmente in velocità che abbiamo bisogno di tornare indietro in qualche modo. Assolutamente sì, tra l'altro appunto no, siamo talmente anche che forse ci vogliono leggermente condizionare, diciamo così, ecco appunto. Guidare. Quindi tornando ai simboli, i simboli sono delle informazioni, ci dicono delle cose. Ecco, se io mi faccio il segno della croce, cos'è? Voi capite che io sono un cristiano. Vi sto sintetizzando una mia condizione. I simboli servono per, è un linguaggio dell'uomo per assommare le cose. È la semiotica e la semantica, che come dicevo l'altra volta non sono 2 malattie, ma sono 2 discipline che servono per capire, ci aiutano a studiare le parole. Le parole sono dei simboli, sono delle convenzioni umane, no? Dio sono 3 parole, sono 3 lettere, no? Appunto perché già l'importanza dice il fatto che sia una parola così breve, no? E quindi voglio dire, se noi ci fermiamo a studiare un'immagine, un colore, un concetto, un proverbio, noi scaviamo e mettiamo in pratica la famosa parola intelligenza, che venendo dal latino significa intelligere, cioè leggere dentro. E io direi che con questa possiamo fare un grande applauso, possiamo anche mettere una musichetta e noi ti diamo appuntamento alla settimana prossima. Ti ringrazio per questa tua irriverenza perché dà un po' di pepe a tutto. Sei stato caro sempre come sempre. Ci vediamo la settimana prossima per non andare via, come ti ho detto, che mi servi ancora qui. E passiamo alla prossima rubrica, che è Pittori a confronto, guidata così, accompagnata dal nostro caro amico Mauro Russo. Buon pomeriggio a tutti e benvenuti al primo
al primo appuntamento di Pittori a Confronto. Oggi ho il piacere, sono Mauro Russo e oggi ho il piacere di presentare un artista del tutto singolare, un pittore iperrealista. E devo dire che uno di quegli artisti, ho il piacere di dire questo, uno di quegli artisti che mi ha fatto subito pensare a un grande del secolo scorso, che è Man Ray, che ci ha lasciato una massima, una frase che secondo me è calzante per l'operato di Francesco, ed è: fotografo ciò che non posso dipingere, dipingo quello che non posso fotografare. Quindi ho il piacere di avere con noi in studio Francesco Stile, pittore iperrealista. Grazie, Buongiorno, grazie, ciao, buon pomeriggio Francesco. Mauro. Eccomi, allora io penso che posso soltanto dirti grazie, perché di più non è consueto dirlo, perché, cioè, come dire, se ti dicessi avete sbagliato a invitare me, che avete fatto la prima puntata di un corso da confronto tra pittori, invitate me, nemmeno posso dire avete fatto bene a invitare me, sono il primo, avete fatto bene, quindi mi limiterò a dire grazie a Cusano Italia TV e grazie a Mauro Russo di questo invito. Io ti molto sono, gradito. ti sono grato di aver accettato il mio invito, e ho piacere di presentare, di confrontarmi con te attraverso la tua pittura che, come ho detto poc'anzi, è una pittura che può sembrare, che può avere degli aneddoti di simbologia, ma io sono sicuro che sono dei pretesti di realtà per dire una tua realtà. Ecco, spiegaci da che cosa nasce, da che cosa nascono i tuoi intenti pittorici e i tuoi racconti, che io trovo fortemente narrativi, non freddi per quanto si possa dire di certe cose legate all'iperrealismo, ma io trovo che la tua pittura sia una pittura fatta di calore e derivata da un fatto emozionale. Ecco, parlaci di da come nasce la tua opera, sia in senso tecnico fino all'opera compiuta. Bene, come diceva Picasso, io non dipingo ciò che vedo, ma dipingo ciò che sento. Allo stesso tempo penso la stessa cosa, ma un po' in una forma diversa, in quanto io dipingo ciò che vedo, ma in realtà è anche quello che penso. Dipingo questo creando una realtà non vera, una realtà costruita da me, che in un certo senso ha anche la verità di quello che ci circonda, della contemporaneità, però la creo in che modo? Scegliendo degli elementi, degli oggetti che mi compongono il soggetto che voglio andare a descrivere, che voglio far sentire, insomma, alle persone. In questo caso l'opera si chiama The New America e nasce dall'idea che noi anni fa emigravamo verso il nuovo continente alla ricerca di una vita migliore, insomma. E oggi l'Italia per molti è diventata la nuova America. Infatti ecco che in questo caso il gelato dai colori rappresenta l'Italia, e quindi si riesce benissimo che l'Italia è l'azzurro dello sfondo, è il mare, il cielo, il cono, la coppetta diventa una barca e i pezzi di cioccolato diventano gli emigranti che arrivano in Italia. Alcuni riescono ad arrivarci, altri si sciolgono nel tentativo di arrivare. Quindi questo nasce da questo pensiero, però ovviamente costruito da me, con degli elementi, degli oggetti, non sono casuali, tutto è studiato, anche le ombre, le luci sono studiate per far sì che si possa trasmettere questo. Sì, infatti io ti trovo fortemente fotografo, sai, quando anche a me succede anche se sono un pittore legato forse a un'impressione, a una realtà fugace, veloce, istintiva, forse meno meditata dal punto di vista cromatico come tu spesso fai nelle tue superfici, però io credo che abbiamo un'affinità, quello dell'impossessarsi delle cose di vita per dire dei fatti interiori. È una realtà contemporanea, facciamo quello che vediamo, cioè, insomma, facciamo quello che sentiamo, ma visto da quello che ci offre la realtà, la contemporaneità, cioè quello che è lo sguardo verso questo mondo lo percepiamo, lo trasmettiamo sulla tela, ognuno a suo modo, insomma, io per esempio con te vedo molto un'affinità di tavolozza, dei colori della tavolozza, abbiamo più o meno la stessa colorazione, quindi probabilmente utilizziamo stesse tonalità cromatiche, quindi mi ci vedo molto in alcuni dipinti
Ecco, trovo molto interessante questo aspetto, Francesco, perché questa è la chiara certificazione che la pittura, al di là dei suoi intenti stilistici, poi in un certo senso è come una sorta di Colosseo, no? Se posso, siamo a Roma, citiamo questo grande monumento, no? Fatto di tante porte che se entrassimo da sud o da nord o da est o da ovest, poi tutto porta al centro. Ecco, questo credo che nella contemporaneità, in quello che oggi un artista vero, come lo sei tu, che pratichi tutti i giorni come un mantra, no? Le stesse cose, la stessa ricerca che tu ti sei posta da tanti anni, possa essere poi favorevole ad incontrarsi con tanti stili che provengono da altre situazioni. Quindi pittura come, per usare un termine greco, come agorà, come comunione, come ricerca di parlare per parlare con gli altri. Quindi sfattiamo subito il fatto che la pittura che somiglia a una fotografia poi sia distante da quello che si sente nell'animo, no? del fruitore, dello spettatore. Perché? Perché quello che deriva dai pennelli, senza nulla discreditare alla fotografia, è comunque un fatto di un logorio interiore. Ecco, Beh, come dicevo, parlaci di questa ricerca interna, ecco. Beh, diciamo che io ho iniziato tutto tanti anni fa a dipingere un po', a emulare un po' i pittori del passato, da Caravaggio a Boldini a Monet, insomma un po' gli impressioni, un po' tutto. Però poi non dava una vera soddisfazione, perché in quell'emulare non c'era il mio pensiero, era semplicemente un fatto tecnico molto difficile, devo dire, perché insomma ci sono voluti anni per cercare di avvicinarmi un po' alla pittura di Caravaggio, oppure che ne so, di Cézanne, oppure di Picasso anche, però nella prima fase di Picasso. Dopodiché mi sono reso conto che dovevo cercare una pittura mia, dovevo cercare qualcosa di mio. Quindi nel 2000 ma questa cosa iniziato... si vede, sai Francesco, nelle tue opere. Io ho visto anche altre opere che sono affini al dipinto che hai portato qui oggi in studio, no? Mi ricordo un grande pesce rosso, no? Che potrebbe avere ci siamo anche incontrati nella mostra sì, Arte Checro VII, sì, dove abbiamo sì, esposto insieme. sì, diciamolo, nella nostra galleria, dove noi esponiamo in modo permanente, Art Gallery Gregorio VII, qui a Roma, ed è lì che ho potuto vedere le tue opere, dove un solo elemento, come l'opera, come l'elemento gelato di oggi, però lì in maniera più scandita ho avvertito l'esigenza che tu hai avuto a guardare autori come Caravaggio, che sono completamente distanti adesso da quello che fai, ma nel semplice fatto mi è rimasta la luce sì, di ma quelle non opere. solo, ma se posso dire, io l'ho guardato da un'altra angolazione, cioè la tua immagine che tu rappresenti singolarmente è come potrebbe essere l'enorme pancia che c'è nella caduta di San Paolo, no? Che a Santa Maria del Popolo di Caravaggio. Quell'enorme pancia che cosa ci dice? Che prende l'intera quinta del dipinto, no? Cioè si vede questo grande cavallo con poi i personaggi a terra. Ti riferisci alla vocazione di San Matteo? Sì, la caduta di San Paolo. La caduta di San Paolo, che è un'opera che dedica per 3/4 della quinta della superficie del dipinto a questa enorme pancia, che c'è anche un fatto metafisico dietro, se vogliamo. Quello di dire, ma che cosa si nasconde dietro quell'enorme pancione, no? Quasi come se fosse un empaquetage di Christo alla maniera contemporanea. Ecco, le tue opere mi suggeriscono questo. Sì, è un pesce, sì, è un gelato, ma che cosa si nasconde dietro? Questo è un concetto un po' de chirichiano della faccenda, perché noi nelle famose piazze d'Italia di Giorgi De Chirico, che le famose piazze con gli archetti, no? La cosa che a me incuriosisce, forse incuriosisce ancora la critica contemporanea, è quella di essere incuriositi dalle ombre che sono proiettate al centro della piazza, ma tu non sai da dove è proiettata, che se può essere una farfalla, un elefante o un uomo. A te incuriosisce che cosa ci nasconde dietro quell'architettura. Ecco l'enigma del tempo. No? Per far divenire un'opera immortale devi in qualche modo superare gli stereotipi della banalità dell'attuale, devi andare oltre
e in questo modo magari l'opera diventa immortale. Bisogna lasciare da parte, come dire, oddio, non mi viene adesso in mente. No, il concetto è il medesimo, Francesco. Il fatto che il pittore che cosa fa? Al di là della sua tecnica e del suo stile, ecco, noi siamo qui oggi per confrontarci, ma per rompere questi schemi, perché gli intenti, quando un pennello intriso di colore, di pigmento, poggia su una tela, cerca un solo fatto, e di questo ne ho la più totale verità per oltre 30 anni di pittura. Io credo che esprime ciò che si dice, ciò che si dice riguardo a quello che vede. Sostanzialmente io faccio quello. In realtà il pittore chi è? Al di là se è meno fotografico o meno. Ma quella è solo una tecnica, si può fare tranquillamente con un metodo diverso, che possa essere impressionistico, può essere cubismo, ma l'intento, e questo diciamolo, e questo è il nostro incontro, è che il pittore è chi si impossessa, vede delle cose ordinarie e tende a farle straordinarie. E questo sono felice di dire questo, perché tu sei completamente distante dal mio sentire, però è stata questa la mia scalata di invitarti oggi in studio e di poter dire a un vasto pubblico, il pubblico italiano, che la pittura è comunione, è incontro, è partecipazione ed è il risultato di un processo mentale, non di una mano che si muove. Ma assolutamente la tecnica va oltre quello che è il pensiero. Ognuno di noi, indipendentemente dallo stile, c'è un suo pensiero, esprime quello che vede a modo suo, e quindi l'incontro fa sì che due anime si incontrano e possano solo migliorarsi nel tempo, avere in qualche modo gli stessi pensieri e percorrere lo stesso Sai, Francesco, cammino. per certi temi che tu tratti, qui il gelato qui di fronte, io lo chiamo gelato perché sai, è molto più immediato. Per le persone, diciamo, ecco, non meno per discreditare il una titolo. coppetta di gelato e basta, per chi c'ha Io un... non voglio essere cattiva sulla coppetta di gelato, anzi faccio così, guarda, mi sposto piano piano, non so se lo posso fare, ma lo faccio, non mi dite niente dalla regia, così mi metto al centro, perché tra un po' deve andare la pubblicità, stiamo per finire il nostro tempo per quanto ti riguarda, Francesco, ma è bellissimo questo gelato, perché di fatto è un gelato, e viene proprio voglia di mangiarlo, perché sembra reale, sembra che sia qui con noi. È un lavoro metodico fatto con mesi e mesi di lavoro sopra, insomma, con pennellini e una tecnica minuziosa. Volevo anche fare i complimenti a te, caro Mauro, perché tu non sei un conduttore ed è la prima volta che ti cimenti in qualcosa del genere, anche se sei anche un docente, quindi sai, abbiamo già detto, a volte avere a che fare con gli studenti anche un po', no? Il pubblico a casa lo facciamo diventare... È un bel pubblico quello. Allora ho detto vado un attimo in soccorso per questa prima volta, perché poi sai un po' i tempi, soprattutto quando si è dal vivo, si dice una cosa, poi magari ne succede un'altra strada facendo, quindi io intanto ti ringrazio, grazie per essere qui, grazie per la fiducia, grazie per averci portato questo primo artista che ha avuto così il fegato di venire qui nella prima puntata agli artisti dedicati. Comunque non ti preoccupare, che ho saputo che sei un emigrante e io subito quando so che c'è un emigrante in giro me lo vado a catturare. Ma da qua nasce anche l'opera, no? Come vedi, è molto bella. È quello, no? Allora io vi ringrazio, mandiamo la pubblicità e ci vediamo subito dopo con l'altra rubrica. Grazie. Grazie ancora.